mi permetto di dire ancora due cose sulle difficoltà di realizzare Open Udine. In realtà, soprattutto sull'ultimo passaggio, non è facile, soprattutto perché purtroppo ci siamo resi conto che anche i sistemi informativi interni, i processi interni all'amministrazione sono poco pensati per questa funzionalità. E questo io spero che Open Udine, se verrà utilizzato e se inizierà a diffondersi, spinga anche sempre più amministrazioni e anche ditte che fanno i software per le amministrazioni a pensare in quest'ottica, perché noi abbiamo fatto una gran fatica a estrarre dati che non sono strutturati o che sono in documenti Word, oppure alcune volte sono sui fogli di carta. Ecco, se invece fossimo in un mondo in cui i software per le pubbliche amministrazioni venissero pensati anche con quest'ottica, tutto diventerebbe molto più semplice, allora lì si sposterebbe solo, appunto, veramente solo sul problema di avere un po' di coraggio e lanciarsi in questa direzione, che secondo me poi comunque è l'unica possibile, non è che è una questione di poter scegliere, si va in questa direzione, si va nella direzione dei dati aperti, della trasparenza, e quindi tanto vale iniziare a capire bene come funziona e migliorare e utilizzarla per scopi che permettano di far crescere la società nel suo intero. Un'ultima cosa, puoi mettere per favore la mia, la scheda, c'è Paolo Coppola, no, perché così. Una cosa che va sottolineata è che questi sono dati, i dati non contengono un giudizio e bisogna stare molto attenti a trarre giudizi affrettati da una lettura veloce e superficiale dei dati, perché io per esempio lavoro a 8 atti in tutti questi anni, quindi sono un fannullone pazzesco. Perché? Beh, ve lo spiego subito, perché rispetto alle deleghe che ho, gli atti che poi finiscono in consiglio sono limitati. Io non ho deleghe che per la particolarità che hanno bisogno di un iter che va a finire in consiglio. Faccio le cose in altre. Però bisogna stare molto attenti a interpretare in modo così superficiale, perché l'obiettivo non è quello, non è un obiettivo di superficialità. L'obiettivo di Open Udine è un obiettivo che cerca di avvicinare. Quando si avvicina il cittadino poi si deve interessare, deve valutare con tutti gli strumenti che noi possiamo mettergli a disposizione. In ultimo, io ogni volta che lo vedo mi viene un'idea in più, quindi vorrei sottolineare che il progetto Open Municipio è un progetto open source che è pensato, è un percorso, è più, di nuovo, insisto, più ci sarà più avrà successo e più c'è la possibilità di aggiungere, perché poi chiaramente le informazioni che possono essere date ai cittadini possono essere anche di più, molte di più, e noi continueremo a cercare di arricchirlo dando il massimo degli strumenti. L'obiettivo è quello di avvicinare la partecipazione, perché la politica è una cosa bella ed è il caso di andare in questa direzione. Grazie. Se ci sono domande... Io credo che a questo punto è una cosa bellissima e va pubblicizzata attraverso tutte le forme, dai giornali locali, dalle bacheche delle circoscrizioni, perché la gente deve sapere che quindi più gente sa e più gente entra. Ulteriori domande? Siamo stati più che soddisfacenti, spero. Sì. Bene, quindi le domande adesso tutti a iscriversi su Open Udine, a monitorare, a commentare, a dire cosa... È già operativo, è già online, l'indirizzo c'è. Vedendola bene, tu mi hai mandato un accesso ieri, l'avevo guardata, vedendola bene, è un progetto che crescerà ovviamente, ogni volta che andremo avanti ci aggiungeremo delle cose, come diceva l'assessore. A me piacerebbe che ci fosse una mail di ogni componente del Consiglio Comunale, cioè che qualcuno potesse scrivi direttamente al consigliere, non so se non l'ho vista, c'è già?
e magari anche se ci fosse uno strumento più in là con cui fare delle proposte, non solo per intervenire sugli atti, ma anche per proporre delle cose. Se ci fosse un modo... È cliccabile? Tanto è un'aggiunta veramente... Però, cioè, scrivi direttamente all'assessore o al consigliere. Questo. Esattamente, cioè, queste piccole cose che però aumentano ancora la partecipazione e rendono la politica più vicina. Non il numero di cellulare, quello lo lasciamo fuori. Chi vuole essere contattato. Volevo farvi vedere a questo punto anche l'ultima sezione che non abbiamo visto, che è quella delle votazioni. Abbiamo, oltre che tutti gli atti, dall'inizio della consigliatura, anche tutti i voti in consiglio attualmente, ma poi a breve anche i voti nelle commissioni. E quindi, andando su un singolo voto, c'è anche questa come novità assoluta. Sono dati che non erano mai stati accessibili se non nei singoli documenti sinora, cioè nel singolo verbale della delibera di consiglio c'è il risultato del voto e l'indicazione dei voti, ma chiaramente così dispersi in documenti Word o in documenti o in fotocopie cartacee sono dati assolutamente inaccessibili. Invece grazie alla disponibilità dei sistemi informativi del Comune abbiamo estratti questi dati e, come vedete, ogni votazione dall'inizio della consigliatura ha una pagina dove sono riassunte tutte le informazioni, quali sono i voti per gruppi, abbiamo una sintesi grafica anche di come si è distribuito il voto, una torta per vedere maggioranze e minoranze, eventuali commenti a un voto e poi l'elenco dei voti espressi da tutti i consiglieri, i favorevoli, i contrari, gli astenuti e gli assenti. E direi che insomma è un passaggio chiave non soltanto per il panorama italiano, ma anche a livello internazionale, una gestione delle informazioni di questo tipo, un volume di informazioni di questo tipo e strumenti di accesso diretto per i cittadini e di intervento diretto sui singoli atti sono davvero molto pochi anche a livello internazionale, quindi è una buona prassi, una buona pratica non soltanto a livello italiano ma anche internazionale. Speriamo che questo insomma verrà rilevato e dia, come dire, forza al progetto e incoraggi molti altri amministratori ma anche molti altri cittadini, opinioni pubbliche locali a far pressione perché altri adottino questa stessa pratica. Grazie. No, perché le votazioni le votazioni del Consiglio sono state facili perché abbiamo un sistema di voto facili, tra virgolette, un sistema di voto elettronico in Consiglio e quindi abbiamo dovuto scrivere quel pezzo di software che prendeva i voti registrati dal sistema di voto elettronico, che sono registrati per altre, per fare i verbali, e estrarli e poi portarli sul sito. Invece la Giunta non ha nessun sistema di voto elettronico, i voti vengono registrati a mano sulla carta, in pratica, dal segretario generale, che poi dopo vengono riportati nel testo delle proposte di delibera. E allora per fare questa cosa bisognerebbe lavorare un pochettino in più. Certo, l'idea è quella di arrivare a mettere tutto quanto, però fare l'estrazione, purtroppo l'estrazione di informazione da documenti non strutturati è ancora abbastanza difficile. E allora bisogna investirci ancora un pochettino di energia. Però sicuramente è una cosa che è possibile fare. Infatti, allora, perché abbiamo soprattutto sul tenere in piedi questa, perché il problema è mantenere le informazioni aggiornate, e allora proprio per cercare di non avere oneri, perché oneri di questo tipo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo investito una volta sull'adeguamento dei software in modo che queste cose siano il più automatizzate possibili, perché altrimenti se avessimo dovuto fare riferimento al lavoro umano che deve inserire i dati magari 2 o 3 volte, queste sono le classiche modalità che poi dopo
non riescono a resistere nel tempo, perché un po' perché le persone fanno errori nel reinserire i dati, un po' perché poi succede sempre qualcosa per cui si rimane indietro, e allora per quello abbiamo fatto un investimento iniziale molto basso, perché sono poche migliaia di euro per fare questi pezzettini di software che pescano i dati da altri sistemi e li espongono verso la piattaforma di OpenPolice, e di modo che poi dopo vada tutto in automatico per questo. Certo, se i sistemi fossero fatti tutti quanti meglio con questa filosofia, ed ora è proprio il momento di iniziare a dire ai produttori dei software, insieme agli altri, che vanno fatti con questa filosofia, poi dopo tutto viene automatico. Aggiungerei sulle votazioni di giunta, aggiungerei anche il fatto che certo è un obiettivo, ma l'interesse per l'accesso a quei dati è sicuramente minore rispetto a quello del Consiglio, perché in giunta il 99% credo delle votazioni sono all'unanimità. Evidentemente la giunta è fatta di un gruppo coeso che politicamente, generalmente coeso, che politicamente va ad approvare dei provvedimenti. Non è sempre vero, sì, insomma, però diciamo i dissensi sono più limitati, ma come dire, l'obiettivo è senz'altro perseguibile. Rispetto ai costi, agli sforzi, io ci terrei anche a dire qual è il costo per l'amministrazione in termini economici, perché credo che sia anche questo una buona pratica, un titolo di merito. Il costo annuo di questo sistema per il Comune di Udine è di 8.000 euro. Tutto l'investimento è stato realizzato non dal Comune. Ai Comuni si chiede soltanto di sostenere i costi vivi della gestione tecnologica della piattaforma e dell'aggiornamento dei dati, e quindi del personale che redazionalmente va a categorizzare gli atti. Diciamo 8.000 euro per avere un ordine di misura, che so, potrebbe essere il costo di una cena di fiorito, una cosa di questo tipo. Quindi. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio. Prego. Sì, sono evidentemente interessato a questa vicenda della trasparenza e credo che l'assessore Coppola abbia avuto un grande coraggio, di cui vada dato atto a lui per aver iniziato questo tipo di lavoro. Purché sia chiaro, assessore Coppola, che si tratta di un inizio. E purché sia chiaro che è ancora un esperimento. Io non lo so se i tecnici lo considerano un esperimento. La risposta sulle votazioni di giunta mi ha lasciato quantomeno perplesso. Io mi auguro che si approfondiscano alcune questioni che credo meritino approfondimento. Mi fate dire solo una cosa rispetto alla risposta sui voti di giunta. A prescindere da quello che avviene in giunta, ho notato rapidamente, scorrendo i dati, che il Presidente del Consiglio Comunale è uno tra i più ribelli della nostra amministrazione. È un dato che o viene chiarito oppure non può se non suscitare delle legittime perplessità. Chi presiede l'Assemblea è uno dei più ribelli. È evidentemente un dato che va inevitabilmente approfondito. Io comunque credo che la strada sia quella che deve essere percorsa. Io comunque ho manifestato a Coppola, all'assessore Coppola, alcune perplessità. A me ad esempio non piacciono i politici, non solo lo dico ai tecnici, questo politico rispetto a un municipio è un dato distorsivo della verità, perché non siamo politici, siamo soltanto degli amministratori. Non tutti hanno delle referenze di natura politica,
credo che questa definizione faccia più il gioco dell'antipolitica che della buona politica. Beh, è un dato formale, però io personalmente ci tengo a essere definito amministratore di questa città e non un politico in questa città, perché le scelte di natura amministrativa sono evidentemente diverse da quelle politiche. Mi turba un po' anche rispetto a quello che dicevo prima, questo concetto di ribelle, no? Che in qualche modo deve essere chiarito, quantomeno dando la possibilità, ho apprezzato prima la possibilità dell'interlocuzione, no? con chi è definito ribelle, anche perché ovviamente messo così temo che sia più un giudizio, lo dicevo anche all'assessore Coppola qualche giorno fa, piuttosto che un dato, e credo che debba dare la possibilità di dare delle spiegazioni. Concludo, non voglio annoiare nessuno. Ho apprezzato molto quella definizione di strumento ruvido, è uno strumento molto ruvido in questa fase. In questa fase è uno strumento molto ruvido perché è un bilancio a posteriori, no? un bilancio consuntivo, senza che chi è sottoposto alla valutazione fosse a conoscenza dell'attenzione, no? che viene svolta. A me certamente comunque un dato positivo, la trasparenza è anche questa, anche essere giudicati a consuntivo. Avrei una perplessità sulle competenze anche. Io credo che, siccome la legge, termino, la legge attribuisce al consigliere comunale un compito di controllo di quello che avviene nell'amministrazione, un controllo di quello che avviene nell'amministrazione significa un controllo di quello che avviene dall'esecutivo, perché non è vero che l'attività del comune è quella del consiglio comunale, l'attività del comune, dell'amministrazione, è quella della giunta comunale, perché è lì che si prendono le decisioni, non il consiglio comunale. Il consiglio comunale si assumono alcune decisioni importanti, il bilancio ad esempio, ma tutte le vere decisioni della città si assumono in giunta. Ecco, il problema è proprio questo, che il controllato, cioè l'esecutivo, svolge una funzione di monitoraggio, diciamo, dell'attività di coloro che la legge indica come controllori. Anche questo è un elemento che in me suscita talune perplessità, ma siamo qui, io credo, a lavorarci. Io ripeto, congratulazioni per il coraggio e per la prima volta in Italia, mi pare di capire, che si sperimentano questi dati. Come ogni strumento, ripeto, a mio parere è migliorabile, se necessario saremo a dare una mano anche per migliorare questo strumento. Visto che mi hai citato per la questione del ruvido, volevo aggiungere un piccolo dettaglio. Quasi tutti i prodotti web si considerano i migliori prodotti, si considerano in beta permanente, cioè vuol dire che sono prodotti che nascono per essere migliorati tutti i giorni con il contributo di quelli che le usano. Quindi questo sicuramente tra 6 mesi o per il municipio sarà diversa e sarà migliorata anche con le cose che ha appena detto, con le cose che diranno i cittadini, con l'uso che ne faranno, perché attraverso l'uso si capirà le cose che funzionano di più, quelle di meno, e se possiamo si possono aggiungere dei tool che lo rendano più utile la piattaforma. Quindi sicuramente queste cose cambieranno e nascono con questo scopo qui. Dopodiché è un trend che per fortuna dal quale non si torna indietro. Chi parte prima ha il vantaggio di aver capito prima che questo è uno strumento che avvicina la politica ai cittadini, non è uno strumento di contrapposizione. Tra l'altro, quello che diceva all'inizio Vittorio Alvino costringe anche i politici un po' a cambiare linguaggio. Non si stanno più parlando solo fra di loro, ma stanno parlando sempre a tutta la città. È come se ci fosse una consultazione permanente, uno strumento di ascolto permanente di quello che è l'umore della città, e gli atteggiamenti e le idee che ci sono. Dopodiché nessuno immagina una dittatura del web sulla politica. Il primato della politica in questo modo è assolutamente garantito. Cioè non è che vince chi partecipa di più o per il municipio, il politico deve fare le cose in base ai voti rossi e verdi che hanno dato quelli che hanno partecipato. Il politico ha un solo dovere alla fine, di raccontare quello che è successo e di spiegare a tutti il motivo per cui ha preso una decisione. Oggi non aveva tanti strumenti per farlo, questo è uno strumento in più per raccontare alla cittadinanza perché anche magari dopo 100 voti negativi avuti sulla piattaforma o per il municipio qualcuno ha deciso che comunque la decisione da prendere è un'altra, perché il primato della politica viene fatto salvo. Questa è una politica rigenerata dalla trasparenza.
Si tratta di ricominciare a parlare con i cittadini in modo continuo, e questo è uno strumento in più per farlo. Un'annotazione sulla definizione sulla distinguo tra politici e amministratori. Nella nostra intenzione e convinzione definirli politici e amministratori è una cosa buona, se la politica è cosa buona. Se si ritiene che assumere una definizione di amministratore sia un qualcosa di più neutro, di più cauto, di meno implicante valutazioni, può essere un punto di vista. Per noi è un titolo di merito essere un politico, e soprattutto nel momento in cui il politico e l'amministrazione mette a disposizione dati e informazioni perché tutti possano valutare la qualità della politica, non soltanto dell'amministrazione nel suo complesso, ma dei gruppi consiliari e dei singoli politici amministratori. Però appunto questo è la ragione, la motivazione di quella definizione, di quel naming, diciamo. Rispetto ai voti ribelli, sì, è un po' una volgarizzazione, ma di un fatto che andiamo a spiegare tecnicamente. Il ribelle è quel consigliere che vota differentemente dalla maggioranza del gruppo di appartenenza. Anche qui si può tranquillamente ritenere che la ribellione sia anche un titolo di merito, cioè il fatto di sapersi distinguere per ragioni di coscienza, per ragioni di convinzioni politiche rispetto a indicazioni del gruppo di appartenenza può essere valutato dai singoli cittadini, può essere spiegato dal singolo politico, e quindi dare a quella valutazione. Non riteniamo che in politica bisogna essere, che la fedeltà sia necessariamente un merito, no? Per cui la ribellione può essere, al contrario, invece essere valutato positivamente dai cittadini. Di nuovo i dati su un fenomeno complesso come la politica vanno spiegati. Non riteniamo di dare giudizi né con le definizioni né con le classifiche. Diciamo che però mettere insieme, aggregare questi dati consente di cominciare ad avere una base di discussione oggettiva su che cos'è la politica, che cosa fa e che cosa può fare. Con Open Municipio c'è la possibilità di avere una base comune di informazione e su quelle fare confronto, cominciare a dare valutazioni e spiegare soprattutto. Quindi all'inizio di un ragionamento non è un giudizio, è una base di analisi che però ha il pregio di essere comune, di essere condivisa e come dire, le discussioni a questo punto possono essere informate. Non c'è più l'amministratore che sa tutto perché sa quante leggi, quanti voti, come funziona, e il cittadino che non sa nulla e non può che dare dei giudizi, come dire, basati, dei pregiudizi. Tutti i dati sono lì, è una base comune, è un bene comune, un'informazione, e da lì comincia il confronto, la valutazione e come dire, gli approfondimenti. Bene, quindi con l'impegno adesso il prossimo passo è portare tutte le cose di giunta, bisognerà inventarsi un modo per fare scraping dai file Word. Se non ci sono altre domande, bene, io vi ringrazio, buona giornata, e guardate che dopo la pausa pranzo Udine Smart continua con 2 eventi, uno sulla città digitale e poi stasera in Sala Iace facciamo la presentazione del progetto di banda ultralarga con Telecom Italia, perché Udine sarà una delle prime città a 50 megabit in Italia. Grazie. Una precisazione, c'è un rinfresco esattamente qua sopra al bar del Visionario offerto. L'appuntamento è per le 14:30 qui per il panel con Michele Vianello e altri amministratori locali proprio sulle dinamiche partecipative messe in atto a Pordenone, a Trieste e in altri luoghi riguardo l'abitare la città connessa.